qualche canto di quando avevo 6 anni, il mio primo concorso canoro, dove tra l'altro avevo vinto cantando Anima Mia, che era una canzone che cantava in continuazione mamma in macchina, e quindi alla fine l'avevo cantata anche io. Però sinceramente ultimamente mi sto rendendo conto. Che aveva una bella voce, che si è portata per la musica. Quando aveva 3 anni io pensavo fosse sorda e l'avevo portata ad una visita audiometrica e il medico mi ha detto: signora, sua figlia non solo non è sorda ma ha uno spiccato orecchio musicale. Quindi? E io lì pensavo, ma non ci credevo. Invece col tempo mi sono resa conto che aveva proprio ragione. E tu, la tua prima insegnante? Il mio primo insegnante è stato Giorgio C. della Peter's Day, per cui ho fatto 8 mesi o qualcosa del genere, e poi mi sono trasferita da Manuel Cossu, come si chiama? Sì, 2 mesi, e poi da 2 anni studio con Elide Uchesu e adesso con Sudarello. Grazie per la presentazione. O Daniele Pudu. Cosa vorresti dire della tua allieva? Che cosa... Sono molto contento, stiamo lavorando da pochissimo tempo. Da settembre. Sì, da settembre. Mi sto divertendo molto a metterla in discussione perché grazie all'indiscutibilità dell'intuizione riusciamo ad affrontare molte cose. Insomma, mi sta dando grandissime soddisfazioni e sono molto orgoglioso di lei. Ma in realtà dice così solamente perché è in video, perché se gliel'avessimo chiesto in un altro momento secondo me schifosa! Invece la mia cantante preferita è Kate Bush sicuramente, però ultimamente mi sto rendendo conto che non posso imitarla in tutto e per tutto, per carità, se no canterei tutto totalmente in falsetto. Ascolta, hai mai pensato di studiare lirica? Sinceramente diciamo che mi piace ascoltarla, però cantarla, però mi piacerebbe magari fare qualche cosa, per esempio qualche lezione, giusto per capire un po' come funziona. La più grande emozione della mamma, quale occasione o più di una? La prima volta che ho cantato, che è stata Anima Mia, e l'aveva cantata veramente bene, pur essendo molto piccolina. Per me è stata una grande emozione perché era alla scuola. La suora mi diceva fatto cantare come solista. Ah già, è vero, quando avevo, quanti ne avevo? 4? Ero ancora alla scuola materna e mi avevano fatto cantare come solista in una recita scolastica, dove tra l'altro facevo un angioletto, tipo. Però esperienza pubblica, a parte quella... Lo Zecchino d'Oro non l'hai mai fatta? L'audizione per lo Zecchino d'Oro non l'hai mai fatta? Sì, l'avevo fatta 2 volte, però non ero passata la seconda volta. La prima volta non ricordo per quale motivo, la seconda volta perché avevo una voce troppo matura. Ascolta, la tua insegnante, la tua prima